tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica settimanale La partita della settimana. Questa settimana c'è Juventus-Fiorentina. Io vi ho portato il ricordo di uno Juventus-Fiorentina che ormai ha 30 anni, che festeggia proprio in questi giorni il suo trentennale, che è una partita storica, è probabilmente l'emblema dello scudetto della Juventus, del primo scudetto della Juventus di Marcello Lippi, stagione 94-95. Aspettate, ho distrutto tutto. Ecco, stagione 94-95, sono veramente 30 anni questo dicembre 2024, dal dicembre del 1994, ovviamente. E in ogni scudetto ci sono 2-3 fotografie, 2-3 immagini che vengono poi inserite, possiamo dire, come copertina, come icona dello scudetto. Ecco, Juventus-Fiorentina del 4 dicembre 1994 è probabilmente, quantomeno se io dovessi dire la foto, le due foto dello scudetto della Juventus 94-95, al di là di Juventus-Parma 4-0, che fu la partita che diede poi aritmeticamente il tricolore ai bianconeri, io ricordo questo Juventus-Fiorentina, e mi ricordo anche Genoa-Juventus di aprile 0-4, anticipo del sabato, a partita e vittoria arrivata pochi giorni dopo la morte di Andrea Fortunato, che faceva parte della rosa della Juventus, anche se purtroppo non poté giocare per la malattia che purtroppo lo portò alla scomparsa e che diede la spinta finale ai bianconeri per arrivare a quello scudetto. Ecco, forse la prima fotografia che a me viene in mente di quello scudetto è Juventus-Fiorentina del 4 dicembre 1994. Ma perché Juventus-Fiorentina è così importante per quello scudetto? Perché diede alla Juventus davvero la consapevolezza di essere la grandissima squadra che poi dimostrerà di essere anche negli anni successivi. Tra l'altro la Juventus ha una partita da recuperare, che è quella con il Torino, che era stata rinviata per l'alluvione che colpì il Piemonte in quei giorni, e che vedrà tra l'altro anche il Torino vincere il derby di recupero per 3-2. Il Torino vinse tutti e due i derby in quell'anno. Pensate, la Juve campione d'Italia, il Torino che vince i due derby. Oggi il Torino non vince i derby neanche quando la Juve non vince lo scudetto. Quello Juventus-Fiorentina parte malissimo per i bianconeri, perché la Fiorentina, che è tra l'altro una neopromossa guidata da Claudio Ranieri, si porta sul 2-0. Siamo all'11ª, 12ª giornata. La Juventus vince, cioè la Fiorentina si porta in vantaggio al 24esimo con gol di Francesco Baiano, e al 35esimo raddoppia con Angelo Carbone, ex giocatore del Milan, ex giocatore del Bari, e la Juventus è colta veramente da un momento di sbandamento, perché non si aspettava di andare sotto per 2-0 contro una buona Fiorentina, ma che onestamente sembrava un ostacolo sormontabile per la Juve. Tra l'altro una giornata anche uggiosa, una giornata molto grigia anche dal punto di vista meteorologico, quindi sembra veramente che per la Juventus sia arrivato il momento di cadere. Juventus che si sta giocando il primato con il Parma, che nel frattempo sta strabattendo il Brescia, ultimo in classifica al Tardini. La Juventus rientra nel secondo tempo con la ferocia di chi vuole rimontare lo 0-2, eppure non ci riesce. La Fiorentina capisce piano piano che può portarsi a casa quella prestigiosa vittoria. Tra l'altro non è andato in gol Gabriel Batistuta, che aveva il record di aver segnato nelle prime 11 giornate consecutive, battendo il record del giocatore del Bologna leggendario Pascutti degli anni 60. Poi dal 73esimo al 90esimo accade di tutto. Arriva la doppietta di Gianluca Vialli, che è davvero il leader di quella Juventus. Al 73esimo e al 76esimo il bomber bianconero ribalta tutto e riporta la Juventus in parità 2-2. A quel punto il pubblico delle Alpi spinge, la Fiorentina ha paura e la Juventus ci prova, e all'87esimo arriva uno dei gol più belli
oltre che di quella stagione anche di tutta la carriera di Alessandro Del Piero, che in quella stagione lì si alterna con Roberto Baggio, sembra davvero l'erede di Baggio alla Juventus. Pallone dalla sinistra, da dietro, esterno destro al volo, bellissimo di Del Piero, palla sotto la traversa, è davvero uno dei gol più famosi di tutta la carriera di Del Piero. Adesso ve lo faccio vedere perché ovviamente come ogni settimana vi ho portato anche il reperto che non si apre, ma adesso lo apriamo. Eccolo qua. Juventus-Fiorentina 3-2. Eccolo qui. E qui c'è il mucchio qui sotto dei giocatori della Juventus che festeggiano una vittoria veramente straordinaria in rimonta, e qui c'è il disegnino con il gol di Del Piero, famose vignette del Guerin Sportivo, vittoria che veramente darà alla Juventus tanta consapevolezza. E qui ci sono i giocatori della Juventus che festeggiano qui sotto la vittoria. Juventus con una partita in meno, Parma ancora capolista, mi è andato sotto gli occhi, già che ci siamo vi faccio vedere anche Parma-Brescia 4-0, Brescia con la maglia rossa, tutto facile per il Parma in quel momento sembrava favorito per lo scudetto, devo dire, fino a poi allo scontro diretto di inizio gennaio sembrava il Parma la grande favorita. Vi faccio vedere anche brevemente le due squadre per intero. La Juventus 94-95 che ha vinto quel campionato, eccola qua, la prima Juve di Lippi, e la Fiorentina che da neopromossa arriverà comunque a metà classifica al 10° posto. Fiorentina di Ranieri che disputò comunque un discreto campionato, e Batistuta sarà il capocannoniere della Serie A con 25 gol. Ecco qui la Fiorentina, e questo è il ricordo di questo leggendario Juventus-Fiorentina che, come abbiamo detto, a dicembre del 2024, il 4 dicembre 2024, ha compiuto 30 anni. Ragazzi, dal campionato 94-95 sono passati 30 anni, a me sembra che ne siano passati al massimo 10, invece il tempo a quanto pare corre molto più veloce di quanto non sembri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, ci vediamo la prossima settimana per un'altra partita. Adesso vado a vedere che partite ci sono la prossima giornata e quale vi posso portare. A tutti, ciao!